Alla riunione della Commissione per la gestione dell'intesa con la Provincia Autonoma di Trento, presenti anche gli assessori Donazzan, De Bona e Silvestrin, si è fatto qualcosa di concreto per i comuni veneti di confine. Lo hanno detto i presidenti dell'AIA e Galan, che hanno stabilito anche le future forme di collaborazione tra Veneto e Trentino. E abbiamo anche deciso di accelerare il più possibile le procedure di realizzazione di queste opere per dare un segnale concreto di vicinanza a queste comunità e di qualificazione della vita civile ed economica dei territori. C'è un segno politico e un segno amministrativo importanti, c'è la cultura del fare, c'è la volontà di proporre alla gente soluzioni che hanno un qualcosa di concreto, non la solita demagogia o le solite cose che non portano da nessuna parte. Noi abbiamo fatto certamente meno di quello che vorremmo fare, certamente meno di quello che sarebbe giusto fare, ma insomma il segno c'è. È passata in Consiglio regionale la legge per la disciplina e la sicurezza sugli impianti di risalita e sulle piste da sci e sugli impianti che producono neve artificiale. La normativa, frutto della sintesi di 2 progetti di legge, è stata proposta dall'assessore ai trasporti a Fune, Oscar De Bona. 2 disegni di legge che poi sono stati finalizzati in un unico provvedimento che da una parte interviene nella semplificazione delle normative di competenza soprattutto dei comuni e delle province per quanto riguarda tutta la rete impiantistica e poi invece una legge importante che riguarda la sicurezza nelle piste da sci. Il territorio montano è importante, ma vivere in montagna a volte è penalizzante e per questo la Giunta regionale proporrà una legge ad hoc il cui scopo lo spiega il vicepresidente Franco Manzato. La Giunta è in predisposizione di una legge generica e generale sulla montagna proprio perché possa abbracciare non solamente lo sviluppo economico ma tutto lo sviluppo del sistema montano nel sua complessità, quindi toccando anche altri temi come il sociale, come la mobilità e quindi tutto ciò che riguarda lo sviluppo montano. L'assessore alle politiche del lavoro Elena Donazzan ha firmato con i sindacati CGIL, CISL-UIL e UGL un protocollo d'intesa per estendere gli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori che non godono di alcuna tutela. In particolare si è pensato ai dipendenti delle piccole e medie imprese che non usufruiscono della cassa integrazione. L'assessore e i sindacati si sono impegnati a collaborare anche in materia di formazione e riqualificazione professionale.